Ed ora, prima delle conclusioni, vi ricordiamo un appuntamento 8 ottobre con Fattorie Didattiche Aperte. Un minuto per voi. Raccontiamo la salute con 5A: agricoltura, ambiente, alimentazione, attività motoria e arte. Questo è il filo conduttore della 15ª giornata di Fattorie Didattiche Aperte, in programma domenica 8 ottobre in oltre 120 fattorie da tutto il Veneto. L'iniziativa, promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, si inserisce nel progetto Fattorie Didattiche che la Regione sostiene nell'ambito delle politiche di valorizzazione del turismo rurale, con lo scopo di valorizzare l'identità territoriale, l'economia locale e le produzioni tipiche, creando una rete di relazioni fra agricoltori e giovani cittadini attraverso la preziosa mediazione del mondo della scuola. La giornata è rivolta infatti a tutte le classi delle scuole primarie. Le fattorie si propongono come luoghi dove scoprire e riscoprire gli animali e le coltivazioni, il paesaggio e le sue stagioni, i prodotti della terra, i giochi, le arti e i mestieri legati alla cultura rurale e promuovono stili di vita sani, consapevoli e sostenibili. La partecipazione alle visite didattiche è gratuita, ma è necessaria la prenotazione presso la fattoria che si desidera visitare. Per trovare la fattoria più vicina e prenotarsi è sufficiente connettersi al sito internet www.regione.veneto.it oppure al portale www.veneto.eu oppure ancora alla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte, dove sarà possibile verificare gli orari di apertura e i programmi delle attività.